Telecamere di Verde a Nord-Est oggi in Piazza San Marco, veniamo da Berlino, Fruit Logistica, dove Laura Ferrari ci ha raccontato le meraviglie delle eccellenze italiane. Allora siamo con Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Veneto. Allora, questa manifestazione cosa vuol ribadire? Noi ribadiamo, stiamo denunciando che ormai il settore del latte, il settore zootecnico è al limite, allo stremo delle forze. A 100 giorni dell'Expo noi diciamo andiamo a celebrare il Made in Italy, ma quale Made in Italy se le nostre stalle chiudono? Chiudono 4 stalle al giorno, il prezzo del latte ormai è sotto il costo di produzione, ormai le nostre stalle sono al limite e allo stremo delle forze. Quindi noi chiediamo oggi un piano che rilanci il settore del lattiero caseario, ripromuova i nostri prodotti, che riproponga e dia dignità a queste nostre aziende che oggi non hanno il giusto tornaconto e che soprattutto che definiamo chiaramente il discorso dell'etichettatura obbligatoria. Arriva latte estero, arriva latte da ogni parte d'Europa e viene mescolato col nostro. Noi oggi siamo stanchi di produrre in queste condizioni. Grazie a Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Veneto. Luca Zaia, presidente della regione. Allora, una manifestazione questa di Coldiretti che vuole sensibilizzare soprattutto i consumatori. Beh, direi proprio di sì, visto considerato che un cartone di latte su 4 è italiano e il resto sono stranieri. Che siamo produttori di circa 110 milioni di quintali di latte e ne importiamo 80 milioni, quindi noi dobbiamo riprendere quel progetto che ho lasciato da Ministro, che è un progetto che vuole introdurre obbligatoriamente l'origine in etichetta, mettere nelle condizioni il consumatore di sapere quando consuma latte straniero e quando consuma il nostro latte. Per il Veneto significa una produzione di oltre 10 milioni di quintali di latte, 3.463 aziende agricole e soprattutto, ricordiamolo, un fatturato che va oltre i 420 milioni di euro. Come ripeto, un cartone di latte su 4 a lunga conservazione è italiano e 3 sono stranieri, si riprenda subito il progetto che io ho lasciato da Ministro, ovvero l'origine obbligatoria in etichetta che permette al consumatore di conoscere l'origine del latte che sta consumando. Grazie Presidente. I nostri microfoni qui in Piazza San Marco in occasione della manifestazione di Coldiretti anche il Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Allora Presidente, è importante che la politica sia vicina agli allevatori. Io penso sia doveroso perché rappresenta un patrimonio anche della nostra regione. Il Veneto produce il 10% del latte italiano, è un latte di alta qualità, quasi il 60-70% viene utilizzato per fare prodotti certificati DOP che non hanno uguali al mondo. Purtroppo i prezzi alla stalla sono ai minimi storici, pensate che il prezzo odierno è quello di 20 anni fa, con costi di produzione che sono aumentati del 500-600%, sicché rischiamo la chiusura delle nostre stalle con la perdita di un patrimonio che è inestimabile. Allora, grazie a Clodovaldo Ruffato, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Ci ha raggiunti il Presidente di Coldiretti Veneto, Giorgio Piazza. Allora, al di là della giornata un po' così, però tanta gente, tanto sostegno, soprattutto trasversale per la politica. Allora, noi mai non avremmo rinunciato, anche se ci fosse stata la neve, a dimostrare con questa manifestazione il nostro disagio, la nostra difficoltà dei nostri allevatori che sempre di più, anche in virtù dei cattivi prezzi che vengono pagati alla produzione, non riescono a sopravvivere, quindi saranno costretti a chiudere le stalle se non c'è rispetto del lavoro, se non c'è rispetto della qualità che noi produciamo. Noi siamo una regione, la terza regione in Italia per produzione di latte, siamo una regione importante e quindi ci è parso giusto dimostrare e gridare alla popolazione, alla comunità, e ci fa piacere che ci sia tanta politica qua con noi, per dire quanto è importante questo settore, quanto è diciamo, conosciuto nel mondo della qualità e della produzione in Italia e all'estero, e questo è un vero valore per la nostra regione e va conservato a tutti i costi. Non bisogna fare in modo che le stalle chiudano, il trend è negativo ma si può fermare, basta che ci sia la volontà, bisogna che chi sta dentro la filiera ridistribuisca il valore, perché non è possibile, se il latte costa 38-40 centesimi alla produzione, pagarlo 34-35 centesimi. È un insulto e noi lo vogliamo gridare a tutto il mondo. Allora, è una questione di dignità e credo che nei prossimi giorni dovrebbero esserci degli incontri a livello ministeriale
e con la distribuzione, per cui le istanze di Coldiretti saranno chiare e forti. No, noi lo gridiamo da tempo, siamo in tutte le piazze principali delle regioni lattifere d'Italia. Abbiamo visto che una grande società di grande distribuzione, la Conad, ha preso posizione coraggiosa sulla stampa dicendo che è un insulto pagare il latte sotto il costo di produzione. Io credo che questa sia la tendenza. La politica deve favorire questa redistribuzione dentro la filiera, miglioramento, ed evitare che ci sia una posizione dominante che penalizza i nostri agricoltori. Grazie a Giorgio Piazza, presidente di Coldiretti Veneto. Siamo qui sempre in piazza San Marco, condizioni proibitive. Ci ha raggiunto ai nostri microfoni Floriano De Franceschi, presidente di Arav. Allora, anche a lei naturalmente, nonostante il tempo, manifestazione, presidente, è riuscita. Questa campagna di sensibilizzazione va avanti, bisogna difendere il latte italiano e gli allevatori e garantire loro un reddito dignitoso. Ma senz'altro noi, specialmente seguendo l'Associazione Italiana Allevatori, noi stessi allevatori garantiamo questo prodotto. Seguiamo 1400 aziende nel Veneto per 104.000 capi controllati sotto controllo, dove continuiamo a migliorare la qualità del prodotto che arriva sulle tavole dei consumatori. Questo è importante che lo sappia il cittadino, è un lavoro che l'Associazione Allevatori lo fa da 70 anni, forse un po' nascosto, diciamo. Sono le nostre tradizioni, Presidente. Esatto. Questo serve anche a sensibilizzare ovviamente gli amministratori, che devono capire che garantire un sistema di tracciabilità con questo sistema allevatori è la cosa migliore per poter arrivare poi sulle tavole con prodotti sempre migliori. Allora, la tracciabilità è un fattore importante che ci auguriamo venga portato a compimento. Noi per oggi abbiamo terminato qui a Venezia in occasione della manifestazione di Coldiretti per la sensibilizzazione sul prezzo del latte. Vi salutiamo, rimanete con noi perché da Berlino Fruit Logistica, la nostra simpatica Laura Ferrari e le immagini di Silvano Facco vi faranno ancora compagnia. Da Venezia è tutto.